Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APOVS. Comincia una puntata di Cronache Trevigiane dedicata a questo piano di rilancio per la difesa idraulica e la mitigazione ambientale del Consorzio delle Bonifiche Venete, l'Unione delle Bonifiche Venete. Siamo alla GeoOikos, questa fiera di Verona che parla di sostenibilità ambientale, di territorio, e non potevamo non iniziare con il Presidente Giuseppe Romano. Allora Presidente, buona giornata. Noi vogliamo parlare quest'oggi di bonifica e iniziamo a spiegare che cos'è un consorzio di bonifica, che cos'è la bonifica. I consorzi di bonifica sono una realtà per certi versi vecchia, nel senso adattata, però nuova nelle concezioni e nei sistemi. Infatti la bonifica in Veneto si autofinanzia attraverso il federalismo fiscale fondamentalmente, cioè le risorse che al territorio servono per il mantenimento dei canali, per la manutenzione degli impianti, per tenere asciutto un territorio, vengono praticamente pagati dai privati, quindi dai contribuenti di consorzi di bonifica. Ecco Presidente, c'è moltissimo lavoro da parte vostra dietro le quinte, possiamo dire così, sconosciuto ai più. Eppure questa alluvione in Veneto poteva avere delle conseguenze drammatiche ancora maggiori se il vostro sistema di bonifica non avesse retto, è così? Sì, certo, il sistema di bonifica in Veneto ha retto giustamente, come diceva lei, facciamo un lavoro che per molti non è visto, ma un lavoro oscuro, importante e virtuoso. Chiediamo fondamentalmente che ci venga riconosciuto un investimento per supportare e per superare questa emergenza. Questo nostro intervento, che è un intervento quinquennale, è di circa 200 milioni di euro per 5 anni, vuol dire il famoso miliardo di euro. Ecco Presidente, io le aggiungo qualche numero per far capire a chi ci segue l'importanza di tutto quello che lei ha detto. I comuni ricadenti nei comprensori di bonifica sono in Veneto 468, circa 4 milioni gli abitanti interessati per una superficie totale di 1.800.000 circa di ettari. Ecco, l'estensione della rete consortile, pensate, di 26.000 chilometri di canali. Ecco, questi canali hanno ricevuto nei 2 giorni fatidici dell'alluvione veneta, voi avete conteggiato come fossero stati 17 laghi del Vajont. 17 laghi si sono riversati nel Veneto e i vostri canali hanno retto. I nostri canali non solo hanno retto, lei tenga in mente una cosa, che 1/3 del territorio del Veneto è sotto il livello del mare, quindi noi dobbiamo pompare fondamentalmente l'acqua che piovesse anche 10 centimetri, 10 millimetri d'acqua, non 10 centimetri, 10 millimetri d'acqua, noi la pompiamo letteralmente fuori tutta quanta. Questo è il lavoro oscuro che non si vede ma che c'è ed esiste dei consorzi veneti. Presidente, io le chiedo di stare con noi, poi alle conclusioni daremo anche un po' questo piano di rilancio, cosa fare domani, tra poco analizzeremo altri numeri di questa alluvione ma anche della bonifica e avremo anche Marino Zozzato, il vicepresidente di Regione Veneto, ai nostri microfoni, che farà anche una riflessione, un po' di una presa di responsabilità, della necessità di un cambiamento di atteggiamento anche del settore pubblico verso il privato. A tra poco. Che lo preferiate caldo da sorseggiare in tazza o come farcitura di una torta, aromatizzato alla vaniglia, alla menta, al peperoncino o alla nocciola, il cioccolato è pura passione. Lo sanno bene i maestri cioccolatieri di Confartigianato marca trevigiana che per il 3° anno consecutivo hanno fatto il tutto esaurito in Piazza dei Signori a Treviso con la manifestazione Cioccolato di Marca. Un'edizione, quella del 2010, che ha visto crescere l'interesse e l'adesione degli artigiani trevigiani, come ci spiega Alessandro Ardizzoni. Questo è un segno che la qualità abita qui. Il cliente che ci trova qui in piazza, che di solito qualche volta ci sono questi mercatini che sono un po' specchietto delle allodole, noi invece siamo qui e come siamo qui siamo nel nostro negozio, quindi la persona che viene e trova la cioccolata qui la trova la stessa sul nostro negozio e coi prezzi uguali, perché bisogna dirlo che alle volte ci sono dei prezzi spropositati che non hanno
attinenza con la realtà. E per parlare di cioccolato e arte cioccolatiera ci siamo affidati al campione del mondo di pasticceria, Leonardo Di Carlo, che a cioccolato di marca si è improvvisato maestro. Pubblico molto curioso, stiamo dando anche delle lezioni di far capire cos'è la qualità, quello che qui sono tutti gli espositori, perciò dare la qualità del prodotto, far capire cos'è il cioccolato e far capire qual è la differenza tra cioccolato e cioccolato. Un prodotto, quello artigianale, che continua ad essere una garanzia per il consumatore, come ci spiega il presidente Mario Pozza. Il prodotto artigianale è quell'elemento che dà la garanzia che il prodotto sia di qualità, fatto con prodotti del territorio. Naturalmente il cacao viene da fuori perché non si può produrre in Italia, però gli ingredienti principi, dal burro al latte e quello che serve ovviamente vengono dalle nostre realtà territoriali, e questo credo sia un elemento, un valore aggiunto. Ma attenzione, se l'abilità e la competenza degli artigiani è indubbiamente importante, non va scordato il ruolo fondamentale di un buon cioccolato da lavorare. La materia prima conta tantissimo, è normale che conta anche tantissimo la conoscenza, perciò materia prima uguale conoscenza fanno un ottimo prodotto. Se noi abbiamo un'ottima materia prima ma non abbiamo conoscenza e non sappiamo nemmeno trasformarla, allora possiamo avere anche un pessimo prodotto finale. Come sempre la manifestazione ha avuto anche un risvolto solidale, in particolare il ricavato raccolto dalla vendita delle sculture di cioccolato è stato devoluto ai veneti colpiti dall'alluvione. Un gesto importante, come sottolinea l'assessore Michele Noal. Io credo che si colleghi un po' i valori del nostro essere trevigiani, da un lato la passione per il lavoro, la dedizione, il sacrificio rappresentato bene dagli artigiani, dall'altro la professionalità, quindi le prelibatezze, l'eccellenza, la capacità insomma di dimostrare quello che si vale, e in fondo la solidarietà che è sinonimo di essere trevigiani e di essere veneti. Rientriamo allora in questo studio ideale dedicato al post-alluvione. In questo caso siamo con Andrea Crestani. Andrea Crestani, direttore del Consorzio delle Bonifiche Venete, o meglio dell'Unione delle Bonifiche Venete. Qui da pochi istanti è terminata una conferenza stampa dove voi avete presentato un piano quinquennale. Però andiamo per ordine. Alcuni dati con il Presidente li abbiamo presentati. Lei ne voleva sottolineare degli altri? Sì, allora il piano quinquennale che abbiamo presentato riguarda tutti gli interventi che i consorzi hanno rilevato sul territorio veneto, oltre 500 progetti, da piccoli a grandi interventi, che il territorio veneto avrebbe bisogno per mettersi in sicurezza idraulica o soprattutto per mitigare il rischio idrogeologico dei prossimi anni. Ecco, io leggo qualche dato, ad esempio centrali idrovore di sollevamento 369, le pompe installate più di 1000 in Veneto, e ancora altri dati, 401 gli impianti di sollevamento irriguo. Questo per dire che quando si paga il consorzio di bonifica sono circa 100 milioni all'anno le entrate dei 10 consorzi di bonifica del Veneto. Ecco, i soldi servono per questo, però queste opere poi vanno manutentate ed altre nuove vanno costruite, quindi il fabbisogno sale ancora. Se nei canali consortili, negli impianti di sollevamento, nei 368 punti di idrovore che i consorzi gestiscono, non si facesse una manutenzione costante e quotidiana, probabilmente nel momento che serve, nel momento del bisogno, quando si vanno a accendere, quelle pompe non funzionerebbero, quei canali non sarebbero pronti, le chiaviche, gli sbarramenti, tutti i manufatti che deviano e regimano le acque sul territorio, se non venissero manutentati costantemente o tenuti puliti i canali, probabilmente il territorio del Veneto sarebbe nelle stesse situazioni degli argini che abbiamo visto rompersi. Di fronte a una calamità così straordinaria ci si può difendere alla fine, o bisogna anche tante volte dire che non si poteva fare di più? È inevitabile che situazioni del genere non possono essere eliminate. Difatti il nostro è un piano di mitigazione del rischio idrogeologico, però sono interventi che sicuramente porterebbero in sicurezza centri abitati che noi conosciamo essere a rischio, aree sicuramente a rischio, e lo ripeto, e tutti quei territori che oggi, circa un terzo del Veneto, è sotto il livello del mare e inevitabilmente ad esondazioni ed alluvioni sarebbero allagati. Allora, io ringrazio Andrea Crestani per questa testimonianza che guarda più al domani. Giustamente noi ci fermiamo qua, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora da questo studio ideale. A tra poco.